destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione. Poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti piaderoli, rieccoci qua con il quinto capitolo della campagna al difficile degli orchi di Warcraft 3 Reign of Di cosa Chaos. hai bisogno? Allora, dove eravamo rimasti? Praticamente abbiamo resistito all'attacco massiccio degli elfi, infuriati dal disboscamento del capitolo precedente, e adesso siamo alla volta per andare, cioè abbiamo l'obiettivo di trovare quella benedetta fontana dei poteri arcani, così ha detto il buon stregone lì. Che sarebbe poi quella dove Manoroth ci ha versato dentro il suo sangue per risvegliare, diciamo, la potenza nascosta demoniaca degli orchi. Allora, adesso mi sono ucciso quel peone, Piederoli, per il semplice fatto che era incastrato, quindi tanto non costava tanto, c'ho un botto di oro. Ok, intanto che vado in là, vado avanti a reclutarmi unità, cerco di fare abbastanza sciamani perché vedrete che comunque mi serviranno. Intanto potenzio anche la difesa e l'attacco delle mie unità, dei miei grunt principalmente, che principalmente farò grunt, perché mi serve della massa, diciamo. Allora, qui praticamente andiamo avanti a costruirmi torrettine, perché ovviamente mentre io sono impegnato a ricercare la fontana, non è che i villaggi degli elfi se ne stanno lì buoni, non mi faranno un attacco come quello di prima, però comunque continueranno continuamente ad assediarmi. Lavoro completato. Allora, con questo esercitino qui dovrei essere a posto. Porca boia, stanno già ritornando in base. Ovviamente mi vanno a prendere di mira i miei lavoratori. Guarda che bastardo, perché poi le driadi, quelle degli elfi, quelle befane, mezze cerve, Posso più aspettare. mezze donne, insomma, Ci penserò e mezze su. umane, Appena hanno il veleno nel loro La arpione, nostra città nella loro è lancia sotto attacco. che tirano, Siamo che sotto praticamente attacco. oltre che fare il danno continuo rallentano e quindi rendono difficile la fuga dell'unità. Infatti sono molto veloci, infatti gli elfi lo utilizzano così praticamente. Mordi e fuggi, attacco e poi mentre se tu reagisci io scappo che sono più veloce di te. Se tu torni via io ti ricontinuo ad attaccare. E sono molto fastidiose, anche perché sono immuni alla magia, quindi non puoi fargli magia di stun, ovvero magie che
le disabilitano, le fanno, le fanno rimanere ferme, Felice. o qualsiasi tipo di magia che le rallenti, quindi sono abbastanza fastidiose. Ci penserò Posso su. aiutarli? Puoi contrastarle con unità da lancio, Non nel caso posso degli più orchi aspettare. troll. Tanto qui mi sono fatto preso un pochettino di Posso più oggettini con aspettare. l'eroe per per rendermi più facile, diciamo, la ricerca di quella benedetta fontana. Quindi contro quelle driadi lì, dicevo, l'unità da lancio come i troll, taglia teste, tagliagole, mi ricordo qui degli orchi, o se no anche adesso le vedrete più avanti, le unità aeree sono molto efficaci contro le driadi, perché praticamente le driadi sono buone, hanno immunità alla magia, però hanno la pecca che non hanno armatura. C'è un'armatura di maghi, mi sembra, che è quell'armatura che prende danno pieno dai danni da lancio. Lavoro completato. Ho seccato anche questo Posso villaggio. più aspettare. Adesso ti mettono quella fastidiosa, vedete quelle Come farfalline? vuoi. È una magia fastidiosa penserò su. che è praticamente caratteristica dei druidi Come vuoi. dell'artiglio, Ci penserò degli su. elfi, che La ti nostra città è diminuisce sotto l'armatura, mi sembra di 5 punti, quindi non poco. Inoltre finché c'hai quella magia addosso, riveli la tua posizione nella mappa a chi l'ha lanciato. Adesso ovviamente dei creep non me ne frega una minchia, però quando giochi, vi sto parlando anche dell'utilizzo di queste abilità nel gioco. Quando un elfo ti mette quella abilità lì nel multiplayer, in genere viene utilizzata contro gli orchi, quando c'è il Blade Master che anche se è invisibile comunque rimane visibile se viene attaccato, se diventa oggetto di questa magia. Posso più Ah, aspettare. qui abbiamo anche praticamente questi qua contro cui sto combattendo. Adesso più avanti verrà fuori quando faremo la campagna degli elfi. Sono degli elfi decaduti, elfi della notte decaduti. Adesso non mi ricordo il nome preciso, però sono praticamente di fatto degli elfi Posso decaduti più che aspettare. Ci hanno penserò su. tradito la loro razza. E sono Come diventati vuoi. quei bagagli lì, insomma. Ah, questi sono i teletrasporti, Pedroli. Si usano molto nelle campagne, cioè nelle mappe di Battle.net o comunque nel multiplayer. Ci sono Qualcosa devo fare. 1 o 2 mappe, ma quelle proprio grandi Come dove vuoi. da 4 giocatori. Lavoro. A me non mi è mai capitato tanto di vederli i teletrasporti così. Sono fighi, perché sono fighi. Però. Felice. Ok, mi sto mettendo queste baracche qui vicino, anche se non avrei bisogno perché ho già raggiunto il limite massimo Io felice. del cibo, più che altro perché mi servono per rifugiare i peoni. Visto che prima con quell'attacco del cavolo mi hanno sdernato tutti i lavoratori e quindi rifarli bracciato. Posso più aspettare. E quindi rifarlo diventa fastidioso. Benissimo. Oh, questa è quella staff che vi dicevo della cura, che ovviamente adesso mi prendono di mira. Te vieni qui, dove cacchio vai? L'ho messa praticamente per te. Che finché non viene uccisa, finché non viene distrutta, Posso più praticamente per aspettare. un tot tempo ricarica la vita dell'unità e non poca. Quindi molto utile metterla magari quando sei nella mischia del combattimento, anche questi alberelli vanno giù come niente. Lavoro completato. Dopo vi spiegherò cosa sono quelli. Quelle praticamente sono le torrette, siccome che gli elfi possono, alcune strutture, la maggior parte delle strutture degli elfi possono alzarsi e camminare, come gli alberelli anche del Signore dei Re, i tre, mi sembra che si chiamassero. E praticamente un altro dei miei Felice. un altro dei miei braccianti è posso rimasto fare. incastrato, ogni tanto mi se ne incastra uno, quindi fai prima ucciderlo che distruggere le strutture, e quindi praticamente qui le sto usando Posso così. più Non è aspettare. molto indicato utilizzarle così, a meno che, a parte le fasi iniziali, Come vuoi. ci sono delle tattiche Ci penserò su. con le strutture degli elfi. Adesso quando arriveremo poi nella parte degli elfi ve le spiegherò meglio, che sono Posso molto più carucce. aspettare. Io adesso adotto questa tattica qui, siccome che sono pieni di questi cacchio di arcieri che tolgono un sacco, con tutte queste magie bastarde, per evitare di dimezzarmi l'esercito a metà strada, quindi dover perdere del tempo, mando prima avanti l'eroe, faccio la sua benedetta copia, così assolvo parecchi danni, e poi arrivo dopo quando comunque loro se la stanno già prendendo Posso più aspettare. con altre mie unità più resistenti. Capo. È una strategia che si usa anche nei creep di Battle.net, Pedroli. Non posso Mettere più davanti, aspettare. cioè fare attaccare Completato. un'unità o Come vuoi. più delle volte un'unità evocata, Ci penserò su. quindi sacrificabile,
che assorbe la maggior parte del danno e ti permette di smaltire subito la massa del creep. Posso più Ma aspettare. non mi sta per morire lui mi serve perché praticamente le bestie codo, non so se ve lo ricordate, con i tamburi da guerra mi potenziano l'attacco delle altre unità di una certa percentuale. Questi sono abbastanza semplici. Mi sembra di ricordare che le unità che presiedono lì la fontana sono più forti. Ok, visto che c'è un esubero d'oro, intanto, visto che dopo, una volta che sono arrivato alla fontana, dopo mi accingerò ad attaccare i benedetti Posso elfi costruire felice. per cercare Cenarius. Lavoro. Che non mi ricordo se arriva subito al primo villaggio che tu Posso più attacchi o se lo aspettare. devi cercare di aver culo che ti arriva subito lì o te lo devi cercare distruggendo i tutti e tre. Spero arrivi alla prima botta Come perché vuoi. sinceramente non ho voglia La mia vita di demolire tutti i villaggi elfici prima di indicarlo. Ci penserò. Oh, una bella fontana Posso della più salute. aspettare. Non è questa Fideroi, perché questa è azzurrina, Come vuoi. non è rossa. Tanto mando avanti lui in modalità Stupidi invisibile. orchi. Gli ardenti padroni ci hanno incaricati di proteggere questo pozzo. Non siete degni di bere le sue acque oscure. Ma stessa. Non so cosa siate o chi serviate, ma nessuno può sbarrarmi la strada. Vabbè, lo sapevo che faceva anche l'urlo. Sei proprio una cartola, te, Gromel Script. Come vuoi. Ormai ti ho imparato a conoscere. Cagnarotto. Il cagnarotto del clan, quello che mette nei casini tutti gli altri. Niente, ho fatto sta mattata per fare in modo, uno, di far sprecare un po' di mana e quegli scheletri tanto prima o poi cascano. E due, perché tanto c'avevo una fontana del mana. Come vuoi. Che almeno uno o due unità, uno o due cliff li ho già seccati. Felice. Così almeno mi rendo più facile il restante lavoro. Però strano che il difficile facciano così pochi attacchi. Le orde elfiche, diciamo. Orde, poi vabbè. Gli attacchi degli elfi. Un attimino nostra Pedroli città che è si sotto stecca. attacco. Ecco, poi ho parlato ovviamente, ma arrivano a rompere le palle. Sì. Io posso fare. Però mettere le torrette così, madonna che palle. Ti rende difficile aggiustare quelle lì, quelle nascoste. Siamo sotto attacco. Vedete che adesso mi sto sistemando, vedi che almeno vengono presi di mira dalle unità elfi, degli elfi, quindi non ti attaccano poi le strutture. Tutto calcolato, Pedroni. Strategia allo stato puro. By Piazza. Vedete, loro perdono tutto l'esercito, io ho perso praticamente una o due torrette, che rifaccio con poco oro. Non posso più aspettare. È molto efficace questa Ci strategia. penserò su. Qualcuno ha detto nella prima parte Ci che penserò su. la reputa la missione più difficile degli orchi. Io sinceramente Posso più penso che sia aspettare. l'ultima, la missione più complicata. Poi vedrete perché. Questa, se eseguita così, è veramente una cavolata. Basta stare attenti all'inizio, che è la parte più difficile. Il tosto è quando arrivano quelle cazzo di chimere. Infatti adesso le prendo di mira subito, Posso più aspettare. perché fortunatamente sono aeree e prendono più danno dalle torrette che hanno praticamente È sotto attacco. attacco a distanza. Infatti ho perso una torretta e basta. Posso più aspettare. Il pozzo emana un grande potere, ma percepisco la presenza di una maledizione demoniaca. Porco Io boy. sono già maledetto. Se si è dovrò visto. bere quest'acqua per sconfiggere Cenarius, lo farò senza esitazioni. Non avevo dubbio. Ciò va contro tutto quello che il capo ci ha insegnato. Non possiamo permettere alla rabbia di sopraffarci nuovamente. No, guerriero. Dobbiamo abbracciarla come non abbiamo mai fatto prima, invece. Dobbiamo accettare il nostro destino di vascelli di distruzione. Stai fuori con un mago. Sì. Eccolo. Sento il potere fluire nuovamente. Venite, guerrieri! Bevete dalle acque oscure e rinascerete! Allora, adesso colmo di potere demoniaco. Abbiamo praticamente, adesso abbiamo lui che è molto più forte.
abbiamo tutti i grunt, cioè tutte le unità Ho bisogno di un medico. composte da orco, praticamente, quindi non i troll, non i stregoni, Come eccetera, vuoi. hanno avuto dei cambiamenti. Abbiamo i sciamani che hanno adesso Capo. tutte altre magie. Hanno, allora, un attimo che Ci penserò su. me l'ero preso Posso apposta più per aspettare. avere un Come teletrasporto posso veloce in base. Quindi abbiamo i grunt che sono diventati molto più forti. Tutte le unità hanno danno caos. Danno caos cos'è praticamente? Siccome che ogni tipo di danno ha, Come Sento vuoi. il richiamo ha le della percentuali fame. contro certi tipi di armatura, eccetera, il danno caos Hai fa danno bisogno del pieno mio su aiuto? qualsiasi armatura, edificio, eccetera. Capo, le creature ci assediano. Inoltre il loro semidio è ancora nascosto nella foresta. Come faremo a sconfiggerlo? Stupido codardo. Nulla è invincibile. Se vogliamo sopravvivere, Cenarius deve morire. Scusate. Finalmente. Ok, solo che potevo ricaricargli un po' il mano, va bene che non c'è niente da fare. Adesso vedrete la loro efficacia in battaglia. Boom! Sono veramente devastanti. Questi sono i cosiddetti orchi del caos, appunto. Vedete che fanno fatica a tirarmene giù uno. Cosa vuoi? Vedi, uno sta per morirmi, basta che lo porto un attimo indietro e non dovrebbe subire grossi danni. Loro hanno anche i pozzi lunari che li curano. Gli sciamani praticamente hanno una magia, una skill che è stun, che è molto utile. Se non mettiamo una bacchetta qua in mezzo. Poi ne hanno un'altra che è praticamente un proiettile che fa danno e un'altra che fa praticamente la magia, l'ultima magia dei necromanti, quelli che praticamente rallenta, disabilita un po' la velocità di attacco, toglie i punti ferita continuamente, che è molto utile. Stingo. Non mi ricordo i nomi Piederoli, io sono una brutta bestia su queste cose. Guardate quanto ci mettono ad andare giù tutto quanto. Anche perché loro fanno danno pieno anche alle strutture, che in genere è una cosa Di cosa hai bisogno? classica delle armi da assedio, che fanno più danno del danno normale che hanno, però in genere quando un grunt, che è comunque un attacco normale, fa danno alle strutture, ne fa molto meno di quello che in realtà Sento il richiamo farebbe. della fame. Appunto perché le strutture hanno più resistenza, se no le tirerebbero giù in Come mezzo posso secondo. I demoni hanno lavorato bene. Ecco Cenarius. Voi creature siete spietate e assetate di sangue esattamente come loro. Ok, adesso lo comincio a stunnare Noi continuamente. orchi siamo liberi, Per quello che ho fatto molto e molti sciamani. È questo che ripeti a te stesso? Nonostante... Ah no, no, questo è il dardo che stun e fa danno, l'altra magia è praticamente una skill che fa... sei morto. Che aumenta la velocità di attacco in maniera disumana e fa del danno al secondo all'unità oggetto della magia. È molto utile, è sempre dei negromanti, c'è due skill dei negromanti, la seconda e la terza, praticamente. Molto buono. Salve di nuovo, Grommash. Grommash, non è Grom. Non è possibile. Sono tornato per riportare all'ovile te e i tuoi fratelli. Sebbene voi orchi abbiate disertato la legione infuocata in passato, ci servirete nuovamente. No. Noi siamo liberi. Stupida, pietosa creatura. Io sono la rabbia nel tuo cuore. Sono la furia dei tuoi pensieri. Io da solo vi ho elargito il potere di portare il caos in questo mondo. E voi mi obbedirete. Democratico. Bene, direi che per questa missione è tutto. Ditemi cosa ne pensate, come l'ho affrontata e fatemi sapere il vostro parere. Prima di salutarvi però Piederoli vi consiglio di vedere anche le altre due campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti, e anche il prologo. Adesso vi metterò i link di tutti e tre, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido,
vi sarei grato se mi potete condividere, comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video e se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti pedерoli!